una pregressa esperienza di presenza in Sardegna a Cagliari negli anni '80. Ho iniziato la mia attività professionale proprio a Cagliari dall'82 al 90. Il mio primogenito è nato a Cagliari e quindi è Savio, quindi ho un legame affettivo alla Sardegna particolare, perché il primo figlio ha anche il posto del Cagliari, quindi immaginate, tra poco verrà a Oristano il Cagliari e giocare, quindi non ci sarà questo, già mi ha detto peccato. Ma io volevo limitarmi, raccogliendomi qui ad essere breve, a porgere i saluti e ringraziamenti al signor Sindaco, che mi ha avuto la cortesia di invitarmi, al signor Presidente della Proloco, e volevo fare due piccole considerazioni. Io vengo da una realtà campana della provincia di Napoli, dove la Proloco è altrettanto vivace come qui, quindi so bene cosa significa la Proloco, tant'è vero che, scusatamente lo dico, gli amici della Proloco, gli italiani, ci perseguono tutti i giorni perché per la festa patronale, per tutte le cerimonie del paese. Quindi sono quelli che, come qua, portano avanti tutte le iniziative del comune. Io credo che le Proloco rappresentino nell'ambito di una realtà locale qualcosa che ha dentro di sé un DNA proprio che, non essendo politico, può portare liberamente avanti tutte le iniziative, però con sostegno e con l'accompagnamento dell'amministrazione. E devo dire che io, quando ricevo un invito, confesso che chiedo spiegazioni ai miei collaboratori, mi hanno detto che questa iniziativa era particolarmente importante, però devo dire che sono rimasto sorpreso dall'aspettarmi questa atmosfera così gioviale, così festosa, così giovanile, permettetemi. Non vedevo tanti giorni insieme da molto tempo. In una realtà come la Sardegna dove si parla di spopolamento, di cose vedo e devo dire da il mio animo si riprende, sono felice di vedere tanti giovani che partecipano a queste iniziative e vi invito a mantenere fermo queste vostre caratteristiche, perché oggi non pensiamo alle cose negative, pensiamo alle cose positive, perché se lasciamo perdere le nostre zone, le nostre realtà, l'Italia non riprende, non cammina. Purtroppo siamo in una grave crisi, però non ci dobbiamo abbattere. Vi auguro, per cui vi rinnovo i miei saluti, i miei auguri e spero di passare un po' con voi una buona serata. Ho ricevuto di più desideri rimanere, rimarrò per fino a che possibile con voi. Grazie dell'invito.